Non potrei essere più orgoglioso devo ringraziare tutti quanti i ragazzi per quello che hanno fatto anche oggi, in questi ultimi 2 mesi molto difficili, si sono sacrificati e oggi hanno segnato una meta a tempo scaduto in una partita che non contava più niente, una partita che non si poteva più vincere, di una stagione che non esisterà più dall'anno prossimo. Posso solo che dire grazie. Certo, abbiamo fatto una consegna maglie con 2 ex giocatori che sono venuti a dare il loro pensiero ai ragazzi, a trasmettere qualcosa sul fatto che comunque nonostante il nostro futuro insieme sullo stesso campo, nella stessa squadra, ci sia stato un po' precluso, i legami che abbiamo creato quest'anno sicuramente ce li porteremo dietro per sempre. E a proposito dei legami, un grazie va a tutti i ragazzi giovani che sono venuti a supportarci e per quello abbiamo deciso di includere tutti nel cerchio finale. Quello che ho detto a voi, li ho ringraziati, ho ringraziato tutti quelli che hanno lavorato con noi, tra cui anche le persone che sono qui dentro in questa stanza, e quindi è veramente un grazie di cuore a tutti quelli che ci hanno permesso di andare avanti fino alla fine nonostante le condizioni fossero complicate.